Buongiorno amici, siamo al 9° giorno, siamo a Porteddu e stamattina cercheremo di dare uno sguardo qui attorno sul Golgo, poi vi aggiorneremo. Un abbraccio, a dopo. Tipica di questa muraglia in pietra scura, mentre risalta molto la struttura della chiesa bianca, e la vedremo adesso sia da giù che poi con immagini dall'alto. Sulla destra, a fianco a una casetta prima della chiesetta proprio. E Sky si diverte. Mischino è stato un po' recluso in questi giorni perché tra cani. Sono veramente giganti. Guardate le proporzioni del nostro piccolo sardo nel mondo rispetto a questo super albero. Bellissimo. Non so quante centinaia di anni possa avere un albero del genere. C'è anche un bello spiazzo qua per venire con la tenda da tetto qua. Non male, Non è male, vero? Anche un po' riservato, devo dire. Sky. È solo la facciata bianca, perché poi tutto il resto è a pietra viva.
tell me that you're ready to go. I'll be here waiting. I'll be here waiting, waiting. Tu non li conosci? No, chiudi. No. Cavoli. Noi come al solito qualche marachella dobbiamo combinarla, non avevamo chiuso il cancello. Non le fa solo Schelle marachelle, anche noi. Attenzione che ti arriva il calcio, se no come non si... Vado avanti. Vai. Vado avanti l'asinello. Che bello. Ha paura forse, vero? Da lì no, Sky, è l'unico posto dove non devi andarci. Questo è maschietto, questo è femminile. Carini. Tutti e quattro. Indifferente, Sky. Anche... Fa l'indifferente per superare la paura. E te, non fai il barroso come facevi con i cagnolini? No. Adesso vado anch'io. Dopo poca strada, dopo la chiesa di San Pietro, arriviamo a nuraghe di Orgo Duri e andiamo a vedere. Via! Ah, Sky, chiudimi, grazie. Non puoi entrare, solo gli animali possono entrare. Vai. Ah, a tappo, va, a tappo. Portiamo un po' di civiltà in questa natura Non lo incontaminata. buttiamo, mi raccomando, non lo buttiamo. No. Se termina, portiamo nella borsa. Chiudiamo e proseguiamo. Allora, questo complesso è enorme, però a quanto posso capire in pratica ci sono cresciuti gli alberi dentro e quindi è completamente, con tutte le pietre che vedete, è completamente crollato. Adesso vediamo di su il complesso in nuraggio. Questo di su c'è ancora una torre forse intera. Questo è tutto il complesso che centinaia, migliaia di anni è caduto. Every sunrise is just for you. So come along and take my hand.
E adesso andiamo a vederci sta bella faccina. E queste due cose. Prego. Grazie. Ha sbattuto. Oh, quanti cancelli abbiamo aperto e chiuso? Semplice. Cosa spinge? Prego. Oggi abbiamo un'addetta ai cancelli. No. In genere l'ha detta sempre ai cancelli io. Anche quando ci lascio i piedi. È molto titubante. Non è abituato forse ai gradini fatti così. Particolarissimi in legno. Che bello fatto. Aspetta. Ragazzi, devo arrivare da voi. Non so se riuscirò io ad arrivare. Tu riprendi per te, guarda bene come cammini. Non ti preoccupare. Altro che Sky. Ci siamo? Ci siamo. Ehi, piano piano. Questa era la nostra ripida gradinata. Non è mai abbastanza tenersi in allenamento. Devi sempre abbondare. C'è un cambio? C'è un dito davanti? Avevi il dito davanti? No, in realtà non l'ho vista. Poi controlleremo. Io sono la combina guai tra i due. Particolare, molto inquietante, però molto bella. Bella facciona e bella faccina. Le bombole d'ossigeno. Quindi dopo aver fatto il nuraghe, dopo aver fatto la faccia megalittica, dopo aver fatto la chiesetta di San Pietro, adesso andiamo a vedere la Voragine, che è l'ultimo posto prima di abbandonare il Golgo. Che dici, Love? Siamo siamo addirittura d'arrivo. Ok, andiamo, dai. Cadendo. Bellino questo posto, Sembrano un po' pietre laviche. Un po' l'idea, no?
L'idea, solo l'idea. Ah, però avete visto questi giorni, questo tour Sardegna 2021? A cosa è servito? A far parlare anche l'altro dei due sardi del mondo, l'altra. A prendere un po' più di confidenza. Io passo il mio tempo a cadere più che a parlare. Ok. No, tranquilla, abbiamo tutta la mattina intanto. Io ci vado un po' a... Calma. Stiamo arrivando, è un po' più lunga del previsto, ma stiamo arrivando. La voragine. La cosa di vedere mascherine a terra un po' prende all'anima però, non capisco sta moda ormai, mollarla. Ok, siamo arrivati. Che funziona come il pozzo dei desideri. Poi c'è una moneta. Aspetta che c'è una moneta. C'è una moneta io, guarda, c'è una moneta. Un pozzo dei desideri. C'ho 10 centesimi però. E chi la butta di noi? Buttala tu. Ovviamente con la fortuna che ho non c'entrerò il buco perché... Tamanelli, insomma, oh, è grande, eh. Vai, Lo so che è grande, ma io... vai. Io capivo, le lanci delle donne sono così, proprio così. Come volevasi dimostrare non ho centrato il buco. Va bene, dai. Poi lo centro io, dai. Proviamo? E prova con le cose, Con le pietre? con le pietre, va. Più fortunato. Prova con le pietre. Poco più lontano perché c'ho il grandangolo, se no ti deformo. Pronti? Vai. Più forza anche. Quasi. Sì, ha rimbalzato ma è scesa. Sì, ma l'intento di buttare la pietra lì dentro è che se aspetti quando c'è il rumore di ritorno, quindi capisci quanto è profondo. Se tu fai così, tac, e magari si ferma lì sotto, non si sa, dovresti beccare per il... Prova questa? e prova quello. Vabbè, vediamo di fare qualche ripresa dall'alto, va. A un posto? Me ne vado. E qui la fila? Allora faccio la fila io. Prega di muoversi perché anch'io voglio un po' da mangiare. Chi ha preso si sposti per piacere. No, non ti piace, non è l'altro. Chi ha preso si può spostare? Sta mollando. Vorrei io? No, già stavo mangiando per un piano. Aspetta che ti può morsicare. Potrebbe. No, questo non sta proprio mangiando. Perché vuole altro. Quindi... E l'altro, asinello? Fate spazio per piacere. Andiamo dall'altro. Gli do quello che è caduto. Quello che è caduto lì, certo. Aspetta. Così non si butta. Lo vuole lui. No, l'ha preso lei, l'ha preso.
Messo. Messo. Se no mi sporcate, scusate. In un sol boccone. Avevamo problemi di smaltire la verdura? Ce l'hai laggiù. Ce l'ha mangiato l'altro. Beh, adesso manca a noi. Sono piccolina anche. Tanto. Se volete guidate voi. E io? Dai, noi proseguiamo il giro. È stato bello conoscervi. Adesso noi continuiamo. Ciao. Ciao. Il nostro tour continua, quindi arrivederci, anzi, a Sibiri. Together.